Cari amici, buongiorno. Ecco, siamo alla 16ª puntata di questa pagina Facebook di Kuntun Kuntu, una pagina dedicata esclusivamente per inserire delle storie, delle tradizioni e anche delle leggende legate al nostro territorio. Ecco, in precedenza vi ho parlato anche della storia di San Vito legata ai Rimiti, alla chiesa di San Vito. Oggi, che siamo quasi alla vigilia della festa liturgica di San Vito, mi sembra giusto parlare del nostro santo protettore. Ecco, il 15 giugno è la festa liturgica di San Vito Martire, il nostro patrono principale di Ciminna. San Vito Martire è che la Chiesa festeggia, la Chiesa universale festeggia il 15 giugno per ricordare il giorno del suo martirio. Ecco, la tradizione riporta che il 15 giugno del 304 fu martirizzato San Vito assieme a San Modesto e Santa Crescenza. Ecco, Ciminna, vi dicevo, da tantissimi secoli. Già sicuramente nel 1500 vi era la presenza di questa devozione e anche la presenza della chiesa sul Colle San Vito. Ecco, i colli attorno al paese di Ciminna erano circondate di chiese, tantissime chiese che erano a presidio spirituale, ma anche a presidio anche, di un controllo del territorio anche a livello militare del paese di Ciminna. Ecco, vi era nell'estremità alta del paese, proprio nella parte frontale del castello, vi era la chiesa di San Vito, poi vi era sotto la chiesa di San Rocco, c'era la chiesa di Sant'Antonio, una chiesa grandissima a tre navate, la chiesa di Santa Barbara sopra Monterotondo, Santa Caterina sotto, San Michele, Santa Rosalia, Maronna dei Locchi Ranni, Cappuccini, e così a girare vi era poi l'abbazia di San Benedetto, a girare poi c'era la chiesa anche la Rinosciaronna, diciamo nella zona Purcherola, a salire vi era la chiesa di San Nicasio e diciamo altre chiese che ora si sono perse completamente la memoria. Tante chiese a girare proprio nei colli del territorio di Ciminna a protezione spirituale di questo paese, specialmente nel periodo in cui Ciminna era, diciamo, colpito da peste, terremoti e così via. Ecco, San Vito, diciamo, il nostro santo protettore, da sempre è stato invocato anche per la protezione contro i terremoti. Ecco, tante volte San Vito viene ricordato solo ed esclusivamente nei periodi un pochettino tristi, bui o di difficoltà. Ecco, però dobbiamo sempre ricordare il nostro San Vito tutti i giorni, perché San Vito ci sta sempre sopra a proteggerci da qualsiasi male e da qualsiasi castigo della terra. Ecco. Vi dicevo che la chiesa di San Vito già era presente nel 1500, sicuramente era già costruita, c'era una piccola chiesetta, non è la chiesa che noi oggi vediamo, era una chiesa più piccolina, poi successivamente fu ampliata. Sicuramente con il dominio della famiglia Grifeo, che diciamo alla fine del 1500 una figlia diciamo della famiglia Ventimiglia, l'ultimo erede della famiglia Ventimiglia, si sposa con un Grifeo. E allora il Grifeo, che è principe di Partanna, siamo nella zona di Trapane, Mazzara del Valle e così via, siamo in quella zona proprio dove San Vito è, diciamo, invocato in maniera particolare, perché San Vito nasce a Mazzara del Vallo, siamo nel Trapanese, siamo proprio nel territorio dove San Vito ha una devozione grandissima. E sicuramente i signori feudali di Ciminna, che poi vengono eletti duca di Ciminna, i Grifeo, non possono che ampliare quella devozione che già esisteva a Ciminna, e loro fanno di tutto non solo di ampliare questa grande devozione, questa fede nei confronti di San Vito, ma fanno di tutto per portare a Ciminna un'insigne reliquia del santo e dei santi anche Modesto e Crescenzo. E infatti nel 1672 a Ciminna arrivano queste reliquie grazie all'interessamento dei signori feudali, grazie all'interessamento anche di alcuni sacerdoti ciminnesi, tra cui l'arciprete Catania, i giganti e così via, si interessano per arrivare proprio a questa insigne reliquia. E noi ogni anno, la prima domenica di settembre, festeggiamo proprio la festa di San Vito, che non è la festa liturgica del 15 giugno, ma è la festa che ricorda
proprio l'arrivo, la traslazione delle sante reliquie di San Vito, Modesta e Crescenza da Mazara del Vallo a Ciminna. Ecco, la festa liturgica anticamente era la festa, l'unica festa prima del 1672, la festa di San Vito era solo ed esclusivamente il 15 giugno. Poi dal 1672 la festa di San Vito, diciamo, vi sono due feste di San Vito, quella campestre che è del 15 giugno, che veniva e viene celebrata nella chiesa di San Vito, anticamente anche in diversi anni viene portata in processione la statua fino alla curva di San Vito e poi rientra in chiesa. E poi la festa di settembre, che è quella festa grande, diciamo, è una delle feste più importanti di Ciminna, e dopo la festa del crocifisso abbiamo la festa di San Vito, dell'Addolorata e così via. Ecco, vi dicevo proprio un santo protettore, un santo principale, il patrono principale. Ecco, Ciminna, oltre ad avere San Vito come patrono, vi sono anche dei patroni minori come San Rocco, Sant'Antonio, l'Immacolata, Santa Rosalia, tanti santi che nel tempo sono stati dei santi che hanno in maniera particolare, diciamo, protetto Ciminna dalla peste, da alcune calamità e così via. Ed ecco, su questa, anche su questa bella devozione di San Vito si legano alcune tradizioni e alcune leggende. Una delle leggende più belle legate anche a questi santi patroni è una la famosa leggenda di quella donna che voleva portare a Ciminna la malattia della peste. Ecco, una leggenda che sempre si racconta, e io la voglio riportare, la voglio rispolverare nella mente dei ciminniti, perché proprio questi video sono proprio creati appositamente per ritornare nuovamente in circolazione, diciamo, queste belle storie e queste belle tradizioni, ma anche le leggende legate a queste devozioni. Ecco, c'era una femmina praticamente, la femmina viene, diciamo, rappresentata come il male, che voleva portare il male a Ciminna, voleva portare la peste a Ciminna. E allora che cosa fa? La donna, per portare la peste a Ciminna, deve entrare da una delle vie principali. E una delle vie principali era anche la strada che collega, diciamo, la strada principale, che era la famosa strada che andava, quella per Roccapalumba, diciamo, scende dalla Cernuta, Roccapalumba, la famosa strada Cernuta-Roccapalumba. Allora si infila e nell'attraversare questa strada incontra per prima la chiesa di Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio, che è un santo protettore di Ciminna, praticamente va in soccorso al nostro paese per non far entrare la donna con il suo bastone, con il suo pastorale, ubaculu cosiddetto, con il suo pastorale colpisce la donna, schiaccia la donna e assecuta praticamente, la tradizione riporta, uso bastone assecuta femmina e la fa scappare via. Ed ecco che in questo momento scappa, diciamo, e non riesce ad entrare nel paese di Ciminna e a portare la peste. Ma la donna insistente voleva portare la peste a Ciminna, vuole portare nuovamente la peste. Allora che cosa fa? Cambia strada e prende la strada di sotto. Si infila per la strada di sotto, invece di trasere di Sant'Antonio, vuole trasere di Santo Rocco, dove anticamente vi era la chiesa di San Rocco. Ma San Rocco, un altro patrone minore del paese di Ciminna, viene in soccorso sempre al nostro territorio, al nostro paese, per non far entrare la peste a Ciminna, ha una colluttazione, si scerria questa femmina e diciamo la femmina scappa, sta maledetta femmina scappa, non riesce ad entrare a Ciminna a portare la peste, però diciamo infetta San Rocco, e infatti San Rocco, se voi vedete la statua di Santo Rocco, ha una ferita nella gamba che è, diciamo, la peste che viene inoculata al santo, e infatti San Rocco indica proprio che c'ha la peste sulla gamba, questa ferita, questa, diciamo, questa peste che si manifesta nella sua gamba.
Però San Rocco riesce a proteggere Ciminna, si becca la peste lui, ma non entra la peste a Ciminna. Allora la donna, sempre insistente, vuole portare la peste a Ciminna in tutti i modi. Allora cambia strada, ritorna indietro e vuole entrare per l'altra strada di sopra e vuole entrare da San Vito. Ma capite bene, San Vito come patrone principale di Ciminna non può permettere assolutamente che la donna entri nel nostro territorio, nel nostro paese, a portare la peste. Allora che cosa fa? Lascia andare, libera i suoi cani, perché San Vito nell'iconografia cristiana viene sempre rappresentata con il cane o con i cani. Noi in maniera particolare la nostra immagine viene rappresentata con 2 cani, ma solitamente San Vito viene rappresentato con un cane, con l'aquila e anche con il leone. Però San Vito, diciamo che questa leggenda riporta che San Vito libera i 2 cani che c'ha accanto, li lancia verso la donna e lui stesso la secuta e praticamente la donna scappa via e finalmente si convince a non ritornare più a Ciminna. Ecco, San Vito, San Rocco e Sant'Antonio liberano dalla peste il territorio di Ciminna. Ecco i santi patroni che vengono in soccorso del nostro territorio. Ecco una bellissima leggenda. Questa viene legata anche al fatto che Usrimito, che viveva dentro la chiesa di Santo Vito, la notte che va in preghiera davanti all'immagine di San Vito, quando arriva là trova, diciamo, il fercolo del santo privo dell'immagine del santo, compreso i cani. Giustamente monaco Usrimito dice: ma che fecero, se la rubarono e che è tutto spaventato, non sapeva che cosa fare prima, perché non trovò il santo, diciamo, al suo posto, nella sua cappella. La mattina seguente, giustamente, si sveglia preoccupato e va a vedere nuovamente all'alba, va a vedere se San Vito era nuovamente nella cappella o era stato un sogno. Mi dice: ma voglio ir a controllare, prima di scendere in un paese e dare un allarme, voglio controllare se effettivamente San Vito è nella cappella. Quando rientra in chiesa, la notte non lo trova, la mattina lo ritrova nuovamente nella sua cappella. Allora Mischino si rincuora, però si accorge che Santo Vito aveva i stivali, diciamo, imbrattati di terra, di fango, e i cani erano tutti bagnati con i piedi pieni di terra. E allora capisce che c'era stato qualche cosa di strano. San Vito era uscito dalla chiesa per andare in soccorso al paese, per far scappare quella donna malefica che voleva portare la peste a Ciminna. Ecco i nostri santi protettori, che anche, diciamo, la leggenda riporta che escono anche dalle proprie chiese per portare sempre la protezione sia spirituale che anche materiale del paese di Ciminna. Ecco una bellissima leggenda legata proprio ai nostri santi protettori. Io quando ero al comune come amministratore ho voluto rimettere su anche una bellissima frase, una bella cosa, una tradizione che c'era legata a San Vito, e ho fatto rifare una lapide dove riporta una frase, diciamo, riporta una storiella legata a San Vito. Ecco, na stu paese avemo un picciriddo che per tutto il mondo è conosciuto, lo suo nome è Santo Vito, che è protettore del nostro Stato. Ecco, si ritrova, questa lapide è collocata nella facciata che dà verso il paese, con questa bella storia legata a San Vito. Ecco, Cimenniti, dobbiamo, ognuno di noi, ricordare San Vito tutti i giorni che ci protegge. La sua festa sarà ora il 15 giugno, la festa liturgica. Non utilizziamo San Vito, non è una cosa bella da dire, però spesso i cimenniti ricorrono al proprio santo protettore nei momenti di calamità. E poi quando tutto ritorna nella normalità, spesso dimenticano questa bella devozione a San Vito e lo mettono un pochettino nel dimenticatoio. Ecco, dobbiamo avere sempre una grande devozione al nostro santo protettore,
che da secoli ha protetto Ciminna dalla fame, dalla peste e dalla guerra. Ecco, quella bella invocazione della Salve Regina del Rosario di Santo Vito, dalla fame, peste e guerre ed ogni male infermità, ecco, lui ci libera da questi mali terreni. Ecco, invochiamo sempre questa bella devozione. Ecco, un santo protettore, un ragazzino, un bambino che nasce da una famiglia non cristiana, che viene poi portata a battesimo dalla nutrice e dal suo precettore, attraversa la Sicilia, l'Italia, e poi subisce il martirio a Roma da Diocleziano. È uno dei primissimi santi che viene ricordato nella storia della Chiesa, e che nel primo canone romano, che viene celebrato nelle messe solenni, viene ricordato fra i santi coaudiatori, i santi importanti che la Chiesa ricorda come santi, diciamo, che sono a protezione della Chiesa cristiana. Ecco, noi per tantissimi secoli l'abbiamo come nostro santo protettore e lo dobbiamo portare veramente nel cuore, e lo dobbiamo, dobbiamo essere orgogliosi che Ciminna ha questo piccolo bambino, ma un grande santo nella storia della Chiesa. Ecco, un altro punto legato alle nostre devozioni, alle nostre storie. Spero che anche questo punto sia stato di vostro gradimento, e ci vediamo sempre alla prossima settimana con un altro